Appuntamento da non perdere, le tre tappe da fare assolutamente nell'Isontino per questa domenica. Ed eccoci ai tre appuntamenti che vi consigliamo ogni settimana per questa domenica nell'Isontino. Il primo è a Gorizia, Il Mago di Oz, ovvero una grande opera teatrale al Teatro Verdi di Gorizia, domenica 20 gennaio alle ore 16. Per eventuali informazioni c'è il sito del comune, come potete vedere, consigliato per tutti. Il Mago di Oz è uno show musicale, un capolavoro di Frank L. Brown, fatto dai ragazzi di Fanta Teatro. Secondo appuntamento per quanto riguarda questa domenica, Gradisca di Sonzo. Perché? Perché a Gradisca di Sonzo, uno dei borghi più belli d'Italia, c'è appunto tutti per uno. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, uniti per Sappada e per la montagna friulana. La località è Gradisca di Sonzo, ci sono visite guidate, inaugurazioni, si va alla scoperta di Casa Mackey, il nuovo polo museale gradiscano e anche bibliotecario, tra inaugurazioni, visite guidate, letture animate e tanto altro a Gradisca di Sonzo in questa domenica per tutti per uno, tutti uniti per Sappada. E il terzo appuntamento, se prima abbiamo parlato di Gorizia e poi abbiamo parlato di Gradisca di Sonzo, abbiamo tutte le due cose messe insieme. Appunto, domeniche d'inverno, ingressi gratuiti ai musei. Le località sono Gorizia e Gradisca di Sonzo. A Gorizia l'entrata gratuita è ai musei provinciali di Borgo Castello e a Palazzo Attems, Petzensteins in Piazza degli Amicis, mentre a Gradisca di Sonzo c'è l'entrata gratuita alla Galleria Luigi Spazzapan in via Ciotti 51. Ci sono visite guidate e altre cose. In provincia di Gorizia ci sono le domeniche d'inverno che permettono di visitare gratuitamente ogni domenica durante i mesi di gennaio e febbraio diverse strutture museali. Queste erano le tre proposte per questa domenica 20 gennaio nell'Isontino.